Servizio. Tre musicisti considerati i numeri uno nelle rispettive specialità sono protagonisti di un seminario interattivo ideato dalla Casa della Musica di Cervignano. Si tratta del tastierista monfalconese Cristian Rigano, del percussionista veneziano Leo Di Angilla e del marchigiano Saturnino Celani, autore ed arrangiatore da 20 anni dei successi di Jovanotti. Proprio Saturnino racconta come è nato uno dei brani più famosi di Lorenzo Cherubini, L'ombelico del mondo. Saturnino, tu sei coautore di un pezzo che è L'ombelico del mondo, una linea ritmica tua, suppongo, che però è una canzone che ha una leggenda, nel senso che ci sono 8 lingue. Com'è la storia? Gestazione abbastanza strana, visto che nasce come brano inedito in un best. C'era Lorenzo 90-95, no? Che era appunto il meglio di quel periodo, e così Lorenzo ha deciso di inserire un inedito, come si fa di solito per queste cose, e aveva questo titolo in testa da tanto tempo, che era L'ombelico del mondo, no? E quindi abbiamo registrato 8 versioni prodotte diverse, cioè completamente diverse. Ce n'erano 7, appunto, poi è arrivata l'8ª, che è quella che tutti conosciamo, no? Però è una cosa di cui non era mai completamente soddisfatto. Fino a che un pomeriggio eravamo in studio e c'erano tutti, c'era anche Michele Centonze, ai tempi c'era Pier Foschi, e siamo partiti da un sample di Carlinhos Brown, di questi tamburi, di queste percussioni brasiliane molto potenti. Siamo partiti da lì e poi c'è stata la linea di basso e poi c'è stato tutto un susseguirsi a cluster di ingredienti, no? Come il sitar, l'assolo di sitar, e così è nato quel pezzo lì che, quando è uscito, ci ha dato una soddisfazione che mai ci saremmo aspettati, ma mai, proprio mai nella vita. Global music nel vero senso della parola? Sì, è un brano che viene definito world music, e ogni volta che viene eseguito, anche per la prima volta, c'è una risposta di un pubblico che magari è assolutamente all'oscuro dell'esistenza di quel brano, quindi non ha idea se è un brano fatto ieri o 10 anni fa o 15 anni fa, come è il caso dell'ombelico, e reagisce positivamente ovunque, proprio grandi e piccini.